L'incantesimo della sirena. Mignon, un principe forte e coraggioso, affronta un lungo e pericoloso viaggio per aiutare due suoi amici nella ricerca della spada di Shannara. Questa spada è un'arma magica che può sconfiggere il malvagio signore degli inganni e il suo regno del teschio. Dopo i prati della pianura, Mignon trova una terra arida che sale e scende attraverso ripide colline. Adesso il suo cammino diventa difficile e anche pericoloso. Mignon spera di arrivare di nuovo su un terreno pianeggiante. Scruta davanti a sé, ma non riesce a vederlo. Cammina con molta fatica. È deciso ad andare avanti, ma si pente di aver scelto quella via. Improvvisamente Mignon sente una voce umana, ma subito dopo torna il silenzio. Allora pensa che forse l'ha solo immaginata o che forse l'ha confusa con il suono del vento. Però un attimo dopo la sente di nuovo. È la voce di una donna che canta, prima debolmente, poi in modo sempre più chiaro. Mignon sente che non può fare a meno di avvicinarsi a quella voce. Sembra che con quella canzone una donna gli ordini di arrivare fino a lei. L'ascolta e cammina ipnotizzato. Poi vede la donna che canta in cima alla collina più alta, seduta sotto un piccolo albero che ha i rami attorcigliati come radici. È una donna giovane e bellissima, forse non sa che la sua voce lo attira così tanto. Mignon non prova a nascondersi, ma cammina verso di lei. Guardandola si sente felice e le sorride. Anche lei gli sorride, continuando a cantare. Mignon si ferma a pochi metri di distanza e la fanciulla lo invita con un gesto a sedersi vicino a lei. A questo punto Mignon torna un po' in sé e si sente a disagio. Per quella donna lui è uno sconosciuto. Allora perché lo invita accanto a sé? Mignon si ferma. È un cacciatore e quindi è abituato a osservare bene le cose attorno a sé. Capisce che c'è qualcosa di strano, troppo strano. E mentre pensa a questo, la donna sparisce. Mignon non ci può credere. Cerca di allontanarsi, ma la terra si apre sotto i suoi piedi e compaiono tante radici intrecciate che si attorcigliano attorno alle sue caviglie. Cade all'indietro, cercando inutilmente di liberarsi. Poi si accorge che l'albero si muove lentamente, allungando i suoi rami verso di lui. In punta a ogni ramo c'è un piccolo ago. Tutti quegli aghi possono uccidere. Mignon è sconvolto. Capisce che la fanciulla e il suo canto erano un incantesimo per attirarlo verso quell'albero. Lascia cadere il suo zaino e il suo arco, sfodera la sua spada e con furia incomincia a tagliare le radici che lo imprigionano. Ma deve stare attento a non ferirsi, perché le radici sono strette attorno ai suoi piedi. Ha paura di non riuscire a liberarsi in tempo, ma cerca di vincere il panico e grida per sfidare la pianta, che intanto è arrivata quasi sopra di lui. Riesce a tagliare qualche ramo e la pianta rabbrividisce di dolore. Se vuole ucciderla, deve colpire il suo centro nervoso. Ma lo strano albero piega i suoi rami e poi incomincia a scagliarsi contro di lui. I piccoli aghi volano nell'aria e alcuni arrivano a colpire la pelle nuda della sua testa e delle sue mani. Lui cerca di toglierli, ma i piccoli aghi si rompono e le punte rimangono nella sua carne. Adesso Mignon viene preso da una strana sonnolenza e allora capisce che gli aghi contengono un veleno per addormentarlo. Cerca con tutte le sue forze di rimanere sveglio. Cade in ginocchio e pensa: ha vinto l'albero. La pianta magica si ferma per un momento e si prepara per un altro attacco. Alle spalle di Mignon c'è qualcuno che si muove con passi prudenti e pesanti, ma lui non può girarsi per capire chi sia. Sente una voce che gli ordina di rimanere immobile. Poi sopra la sua testa vola una mazza che va a colpire la pianta. Questa si rovescia a terra ferita e tenta di risollevarsi. Mignon sente alle sue spalle il sibilo di un arco che si tende.
Poi vede una lunga freccia nera che entra profondamente nel tronco dell'albero. Subito le radici che stringono i suoi piedi perdono forza e affondano nella terra. L'albero ha dei brividi violenti, poi cade a terra immobile. Mentre nell'aria scende una pioggia, Mignon è ancora sotto l'effetto del veleno. Il suo salvatore lo prende per le spalle, lo scuote, lo fa coricare per terra e poi, con un coltello, taglia i pochi rami che ancora gli legano i piedi. Il suo salvatore è un nano robusto, con un costume da cacciatore verde e marrone, come quello che indossano tutti i nani della sua razza. È alto poco più di 1,5 metri e attorno alla vita tiene legate tante armi. Dice a Mignon: tu devi essere uno straniero, visto che ti comporti in modo così sciocco. Chi ha buon senso non si mette a giocare con le sirene. Mignon sta per svenire, perciò risponde con una voce che sembra strana anche a lui. Sono di là, nell'ovest. E il nano? Uno delle montagne. Dovevo immaginarlo. Non preoccuparti, guarirai presto. Quel veleno non ti ucciderà se ti cureranno bene, ma resterai svenuto per qualche tempo.